sta per partire la gara degli allievi e delle junior donne. Dovranno percorrere un giro medio e 2 giri grandi, quindi le vedremo tra poco ritornare nella zona nella zona attigua alla partenza. Molto gruppo con i concorrenti dell'atletica vicentina a colorare di arancione la parte di la testa della corsa. Molto gruppo alla testa della corsa, c'è anche Federico Spinazzè nel gruppo di testa, ma la situazione è ancora in evoluzione, quindi 2 giri grandi ora saranno impegnati nel giro medio i concorrenti e poi inizieranno il primo dei 2 giri grandi, quindi 5 km per loro. Anzi 6 km. Ora gireranno e ritorneranno in questa zona della partenza i concorrenti e poi andranno ad iniziare. C'è una maglia dell'atletica vicentina, dovrebbe essere quella di Massimo Guerra al comando della gara. Anche nel gruppo di testa anche il portacolori della Visavano, Nicolò Ragazzo, in grande crescita in questa fase di stagione. Ora tornano verso la zona del traguardo e poi andranno ad iniziare il primo dei 2 giri grandi. Massimo Guerra a dettare il ritmo davanti al compagno di squadra Mirko Cocco, poi c'è Nicolò Ragazzo, Federico Spinazzè. Questi sono i primi concorrenti. Ora iniziano il primo dei 2 giri grandi. Percorso 1 chilometro di gara, vediamo se riusciamo a vedere anche la prima delle junior, che è Anna Busatto dell'Atletica Mogliano. Si sta sfilacciando il gruppo di testa sotto la spinta del portacolori dell'Atletica Vicentina Massimo Guerra. Gli risponde prontamente Federico Spinazzè della Silca Ultralight Vittorio Veneto e anche Mirko Cocco nel gruppo di testa. Mi pare di vedere anche una maglia della Yasini Lasi forse.
Ora sono entrati all'interno del parco i concorrenti del gruppo di testa, che è ancora abbastanza folto, ma è sempre guidato dal vicentino Massimo Guerra, che è il vincitore della difficile gara di Pescantina, un percorso molto tecnico che richiede grandi capacità di cambio di ritmo e di adattamento al terreno. Questo percorso invece è un percorso un po' più veloce e quindi non ha grandi asperità come dal punto di vista delle pendenze, ma è un percorso insidioso perché è molto vario, quindi è sicuramente un percorso che richiede buona tecnica di adattamento al terreno, anche questo di Galliera. Questa è la terza prova. Ricordo che il 1° di marzo è prevista la festa del cross a 9, dove tutte le categorie saranno impegnate in questa gara che concluderà la stagione di cross del Veneto, perché poi 15 giorni dopo, 2 settimane dopo, ci saranno i campionati italiani di società e individuali a Fiuggi, e quindi tutti gli atleti saranno impegnati in quella manifestazione a Fiuggi. Tra l'altro ci saranno anche il campionato italiano di staffette. Tanto eccola Anna Busato che sta guidando la gara junior. Le junior fanno 3 giri grandi, quindi non le abbiamo viste in precedenza. Anna Busato, Suaila Sa, e poi alle spalle di Suaila Sa vediamo Erika Lapaine del Silca Conegliano, poi Silvia Ferrazzi dell'Atletica Vicentina. Iniziano il secondo giro grande le concorrenti junior, che vedono il dominio assoluto di Anna Busato dell'Atletica Mogliano, tra l'altro campionessa italiana dei metri 1500 juniores, fresca campionessa italiana, quindi è un'atleta di grande blasone questa dell'Atletica Mogliano. Nel frattempo c'è sempre Massimo Guerra al comando della gara, che però è tallonato, si fa per dire, perché adesso ha preso anche qualche metro di vantaggio, da Federico Spinazzè della Silca Ultralight Vittorio Veneto, e al terzo posto il compagno di squadra di Massimo Guerra, Mirko Cocco. Questa è la situazione per quanto riguarda la gara allievi. Eccoli che sono entrati, quindi Guerra, Spinazzè, Cocco, poi ancora uno vicentino, numero 49, Mirko Lazzaretto, e poi Nicolò Ragazzo della Bissabano, che precede Darko Viel della Quantin Belluno. Questa è la situazione che riguarda gli allievi, mentre Anna Busato ormai sta già entrando dentro al boschetto e ha un vantaggio di 150 metri nei confronti della coppia Suaila Sa Bentegodi ed Erika Lapaine Silca Ultralight. Silca Conegliano, chiedo scusa, Silca Conegliano.
direi che la situazione per quanto riguarda la gara allievi è ancora molto aperta. Hanno iniziato in questo momento l'ultimo giro i concorrenti e c'è sempre Massimo Guerra dell'Atletica Vicentina a guidare la gara, mentre più definita è la situazione, almeno per la vittoria, che riguarda la categoria junior donne, con Anna Busato, la fresca campionessa italiana dei 1500 indoor, che ha preso decisamente il largo e ora ha un 150 metri di vantaggio nei confronti della coppia Suaila Sa ed Erika Lapaine. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. C'è l'attacco di Massimo Guerra, che ora ha preso una ventina di metri di vantaggio nei confronti di Federico Spinazzè, il quale ne ha a sua volta una decina nei confronti di Mirko Cocco. Poi c'è Nicolò Ragazzo insieme all'altro vicentino Mirko Lazzaretto, Nicolò Ragazzo Visabona e Mirko Lazzaretto della Vicentina. Questa è la situazione per quanto riguarda le prime 5 posizioni. Alle spalle di questi c'è Darko Viel, ora i concorrenti stanno entrando nella zona del boschetto e Massimo Guerra sembra avere ingranato la marcia veloce, perché ora ha una cinquantina di metri di vantaggio nei confronti della coppia inseguitrice, che è composta da Federico Spinazzè della Silca Ultralight Vittorio Veneto e dal compagno di squadra Mirko Cocco. Questi sono i primi 3 che andranno a giocarsi la vittoria in questa gara, vittoria che sembra sempre più ad appannaggio del fortissimo atleta di schio in forza alla Atletica Vicentina, Massimo Guerra. Si stanno disputando 2 gare nella gara, 2 gare diverse, perché le junior dovranno percorrere 3 giri grandi del percorso, mentre gli allievi fanno un giro piccolo che hanno fatto come primo giro e 2 giri grandi. Gli allievi al termine di questo giro avranno concluso la loro gara, mentre ancora deve iniziare l'ultimo giro per la gara junior con Anna Busato, che sta guidando saldamente la gara. Non sembra non avere avversarie in questa gara la portacolori dell'Atletica Mogliano, neo campionessa italiana dei 1500 indoor. Ecco, tra poco Anna Busato dovrebbe entrare nella zona, eccola che lo fa in questo momento, nella zona vicina all'arrivo, per andare ad iniziare l'ultimo giro, ed è una gara solitaria anche per lei. Si annoiano, direi, le nostre fuoriclasse in questa gara, perché dominano in senso assoluto in lungo e in largo. Anna Busato, vediamo a quanto arriva il suo distacco nei confronti, il suo vantaggio nei confronti delle immediate inseguitrici, che ancora non vediamo entrare. Eccola Anna Busato, tranquilla, sta conducendo la sua gara. Ed eccole entrare in questo momento le 2 concorrenti inseguitrici, con Suaila Sa della Bentegodi Verona, che sta precedendo di una decina di metri Erika Lapaine della Silca Conegliano. In questa fase il vantaggio di Suaila Sa, e mentre Anna Busato inizia l'ultimo giro.
Dai Mari! Oggi! Mettiti là! Dai, vai in mezzo Ecco la Silvia Ferrazzi della Tecnica Vicentina. Nel frattempo Massimo Guerra sta entrando nella fase finale della gara ed è solitario anche lui. Il suo vantaggio è intorno ai 50 che nel frattempo ha preso il sopravvento nei confronti di Federico Spinazza. Attenzione al gran finale, Mirko, bravo Nicolò Ragazzo, gara in progressione anche per lui, splendida gara anche per Nicolò Ragazzo dell'Atletica Visabona. Dai Darko! Ma un dominatore su tutti. Dai Darko! Dai Darko! Dai Darko, bravo! Difficilissima gara di Pescantina, eccolo portarsi verso il traguardo l'atleta vicentino. Edo, dai! Edoardo, dai! Dai Edoardo, via! Basta Davide! Oggi c'è la telecamera. Sta tentando di agganciare Federico Spinazza. Ecco, Massimo Guerra! Atletica Vicentina, la sua società, Massimo Guerra, Atletica Vicentina. Dai Stefano! Dai, via bene Stefano! Mirko Cocco, splendida gara. Via che non manca tanto! Dai Stefano, dai! Sempre Atletica Vicentina. E poi col 32 vediamo arrivare anche Federico Spinazzè. 5 al giornale di Italia Veneto. Splendida gara anche per Nicolò Ragazzo, Visabano. Al primo anno della categoria. Dai Lorenzo! Vai adesso! Dai Mazzoleni! Dai Lorenzo! E poi con la 60 vediamo arrivare anche Riccardo Barionna della Biasini Lasi. Ma ottima gara anche per il Vicentina che però viene preceduto da Federico Pagotto della Fica Ultralargo. Arriva di Savano. No, ma guarda, dai! Sta buttando anche l'altro. Fino all'estate scuola. Corner delle Pianoro, Stefano Bernardi, convinti dell'1. Maglia del Cospadova alle spalle dei due, numero 21. Luca Piccolella. Sta migliorando E comunque colui che l'ha Mangiato. Dai Davide! siamo in No, attesa. dai che sei arrivato! Dai Massimo ora! Dai Davide! Che questo, dai! Non mollarlo! Dai, è finita! E conclude anche Riccardo Garbuglio della Treviso Atletica. Ecco l'arrivo sul traguardo di Pietro Ferrazzi del Coin Venezia davanti a Stefano Pontarollo dell'Atletica Vicentina. Grande risultato di squadra della formazione vicentina. Michael Sirbu, Quantino Belluno viene a concludere. Anche Lorenzo Lucchetta della Tonon Vittorio Veneto che va a precedere Davide Avesani dell'Insieme New Food Verona. E mentre continuano gli arrivi degli atleti della categoria allievi, sempre in attesa di veder comparire la dominatrice assoluta della gara junior donne. Hola, mi
Dovremmo vedere apparire tra poco Anna Busatto del Mogliano, che ormai è in vista del traguardo. Mancheranno per lei ormai gli ultimi 500 metri ed è sempre solitaria al comando della sua gara. Un percorso impegnativo per le junior, 6 km. Quindi Anna Busatto sta dimostrando anche di avere eccola che sta entrando in questo momento, una preparazione molto solida anche sulle distanze lunghe. Anna Busatto sempre solitaria al comando, mentre alle sue spalle abbiamo lasciato Souhaila Sa, che stava cercando di staccare Erika Lapaine. L'arrivo, siamo ormai a poco più di 200 metri dalla conclusione di Anna Busatto. Sempre ancora molto efficace la sua azione quando mancano 150 metri alla conclusione. Anna Busatto, atletica Mogliano, lo ricordo ancora una volta, neocampionessa italiana dei metri 1500 indoor, domenica scorsa ad Ancona. E oggi conferma tutto il suo valore con questa vittoria impressionante per la sua supremazia sulle altre avversarie. Anna Busatto, atletica Mogliano, applausi per lei. Conclude la sua fatica Anna Busatto, che ha dominato in lungo e in largo questa gara di 6 km, mentre ancora non vediamo apparire le sue dirette avversarie. Si fa per dire, eccola, Souhaila Sa. Souhaila Sa in seconda posizione, solitaria, Bentegodi Verona, la sua maglia. E in terza c'è sempre Erika Lapaine della Silca Conegliano. Ottima anche la gara della trevigiana. Souhaila Sa, buon finale di questa gara lunga e difficile. I distacchi si fanno piuttosto consistenti in questo finale di gara per quanto riguarda la gara junior donne. Souhaila Sa ha allungato nei confronti di Erika Lapaine ed ora va verso il traguardo con una cinquantina di metri di vantaggio. Quindi tranquilla la sua seconda posizione. È arrivata anche nella zona dell'arrivo Silvia Ferrazzi dell'atletica vicentina in quarta posizione. Ed eccola Souhaila Sa, Bentegodi Verona, che viene a concludere tra gli applausi. Souhaila Sa, buona la sua progressione finale. E ad Erika Lapaine, Silca Conegliano, ottima anche la sua gara. In terza posizione Erika Lapaine, che a sua volta ha un vantaggio di quasi un centinaio di metri nei confronti di Silvia Ferrazzi della atletica vicentina. Ecco l'arrivo di Silvia Ferrazzi sul rettilineo finale. Silvia Ferrazzi, atletica vicentina, componente di una famiglia di buoni corridori, buone atlete. Silvia Ferrazzi, atletica vicentina. Alle spalle di Silvia Ferrazzi sta concludendo Marina Giotto della Piave 2000, più adatta a distanze più brevi Marina Giotto, ma si è ben comportata in questo cross, una 400ista, 800ista, ottima anche la sua gara oggi. E alle spalle di Marina Giotto ecco la conclusione di Anna Giovannelli, Anna atletica Feltre.
Giovannelli che precede Lara Causin dell'Atletica Mogliano. No, Agnese Tozzato, chiedo scusa. Agnese Tozzato dell'Atletica Mogliano. Come dicevo in precedenza, distacchi molto consistenti in questa gara. Molto difficile, 6 km mettono a dura prova le ragazze. Ecco la conclusione intanto per Elena Colmanet dell'Ana Atletica Feltre. Alla izquierda, alla derecha, alla izquierda, alla derecha, alla izquierda. Swing, swing, swing. Bueno. Pero que swing. E si porta verso il traguardo anche Martina De Salvador del Quantin Belluno, con disegnati i colori sociali. Martina De Salvador. Alle spalle di De Salvador vediamo concludere la gara anche Alice Montalto dell'Athletic Club Firex Belluno. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Ed ecco anche Chiara Peruzzo Vissavano che viene a concludere la sua fatica. Esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 todo el mundo una mano en la cabeza. La prossima gara, lo ricordo, è quella riservata alle categorie junior maschi e senior promesse femmine, che dovranno percorrere 4 giri grandi, quindi 8 km del percorso per queste due categorie che correranno insieme. Insieme si fa per dire, perché poi vedremo anche qui distacchi piuttosto consistenti. Siamo alle ultime battute di questa gara juniores. Viene a concludere anche Beatrice Cortese della Sindustria Padova. E attaccata da Lara Causin dell'Atletica Mogliano, Beatrice Cortese, che viene preceduta proprio da Lara Causin sul traguardo. Así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano. Conclude la sua fatica anche Federica Marinello della Jesolo Turismo, gloriosa società veneziana. Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sexy mami, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una. Intanto, mentre continuano gli arrivi, sta per partire la gara riservata alla categoria junior uomini e senior donne. Nella categoria junior maschile vediamo impegnati Davide Liu della Industria Padova, Mattia Daboit e Francesco Titton della Quantin Belluno, Luca Moretti della Piave 2000, Alessio De Bona e Andrea Tomaselli della Firex Belluno, Martino Denardi e Valentino Denardin del Dolomiti Belluno, Simone Cecchin e Otman Candri dell'Ana Atletica Feltre, Davide Vito Petta, Riccardo Pinato, Francesco Quaglio, Stefano Zanirato delle Fiamme Oro, Brenno Pastò della Vissavano, Francesco Favaretto Piombino Dese, Giorgio Lobo, Vitali Maslovati dell'Atletica Città di Padova, poi il gruppo del Mogliano con Alessandro Berton, Francesco Donè, Riccardo Favarato, Andrea Gobbo,
Davide Marini e Marco Vivian. Lato non Vittorio Veneto con Andrea Bitto e Piero Gian Tonin, Alberto Rec della Treviso Atletica, Enrico Bortoluzzi della Sernaglia, Nicola Spezzamonte Coin Venezia, Sebastiano Gavasso e Francesco Ranzolin della Vicentina. Poi l'insieme New Food con Alessandro Dalben, Alessandro Fontana Granotto, Francesco Montagna, Luca Montresor e Leonardo Tesini. Che però Leonardo Tesini non vediamo al via. Ha corso gli 800 ieri nella gara indoor, penso che oggi non sia al via. Per quel che riguarda invece la gara femminile, Quantin Belluno con Deborah Intilli, Iris Pacchin, Elisa Gullo e Sabrina Viel.